Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati a questa diretta con Eccellenti. Oggi parleremo di un tema estremamente importante che a volte ci salva la vita. Siamo in compagnia di Alberto Indani, presidente della Croce Rossa della provincia di Rovigo, che ringrazio e che saluto. Grazie per essere con noi, Alberto. Grazie a te e buonasera a tutte e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. È davvero un piacere perché oggi appunto cercheremo di intanto conoscere, te stesso, quindi chi sei, da dove arrivi, come mai sei entrato in Croce Rossa, anche perché molto giovane, sei entrato in Croce Rossa giovanissimo e, che tipo di attività si svolge in Croce Rossa, cosa si fa, perché la Croce Rossa è così importante e poi ovviamente parleremo di alcune tappe molto, determinanti in quest'anno, ad esempio il 160° anniversario dalla fondazione Certo. della Croce Rossa italiana che è sempre al nostro fianco. Ti faccio sempre la domanda di rito, quella che faccio a tutti: prima volta in radio? No, non è la prima volta, grazie ad Alta Radio insomma, in alcune possibilità, insomma, già avute, in alcune altre occasioni, insomma, sempre per raccontare un po' l'attività di Croce Rossa e dell'immenso lavoro che le volontarie e i volontari svolgono tutti i giorni sul nostro territorio. Quindi sì, non è la prima volta, però insomma è sempre un'emozione, anzi grazie dell'invito. Grazie mille a te per averlo accettato. Allora tra pochissimi secondi noi ritorniamo in diretta proprio per approfondire questo tema, per conoscere meglio Alberto e per conoscere meglio la Croce Rossa di Rovigo. La linea torna alla regia, voi continuate a rimanere con noi perché Eccellenti questa sera sarà veramente, veramente spassosissimo. Ed eccoci quindi ritornati in diretta, adesso sì, entriamo nel vivo della nostra chiacchierata in compagnia di Alberto Indani per parlare della Croce Rossa di Rovigo e per scoprire meglio questa importantissima realtà che quest'anno festeggia i 160 anni. Allora Alberto, iniziamo da te. Tu Mh-mh. sei presidente da 4 anni all'incirca? Sì. Io Raccontaci intanto come sei arrivato in Croce Rossa. Okay. È una storia un po' personale, come, qual una alcune storie delle nostre volontarie e volontari, quindi ognuno ha un motivo specifico. Nel mio caso, insomma, mio nonno ha, un episodio un po' particolare durante le festività di Capodanno, non si sente molto bene. Nel frattempo noi ci eravamo anche trasferiti da San Martino di Venezia e Beveraro dove abitavo, quindi in questa casa in campagna storica, e ci siamo trasferiti a Rovigo per questioni lavorative dei miei genitori, quindi il nonno legato a questa casa è rimasto insomma nell'appartamento che aveva. Certo. E quindi noi facevamo avanti e indietro, insomma nell'ultimo periodo non si sentiva molto bene, fino a che non c'è stato proprio il bisogno, attraverso una signora che lo assistiva, di, chiamare l'118, insomma, quindi il numero di soccorso d'urgenza emergenza medica. Non ho visto insomma, ecco, l'arrivo dell'ambulanza, ho assistito diciamo a alcune prassi, successive, e purtroppo insomma, ecco, per questo episodio negativo che è capitato al nonno, insomma, proprio con il mezzo di soccorso, e mi sono chiesto, la classica domanda è: cosa posso fare io per evitare che magari, la mia sofferenza insomma, ecco, sia diciamo, corrisposta a qualcun altro, insomma, o comunque qualcuno soffra come ho sofferto io. E ho deciso quindi di informarmi sul mondo delle realtà delle ambulanze, come funzionava. Ovviamente io avevo neanche 18 anni, quindi, internet in quel momento era una delle poche fonti che potevo utilizzare. Tra le varie cose vedo un nome di Croce Rossa, che era un nome noto almeno dagli studi delle superiori. E qui insomma mi informo e vedo che a Rovigo, proprio dove abito io, c'è un comitato. Da lì non vedendo un sito, non vedendo molte informazioni, insomma penso, ragionando tra me e me, non a quel tempo chiamare, magari ero anche un po' troppo giovane, quindi non avevo neanche la desiderio di chiamare, quindi insomma Quanti anni aspetto. avevi? Avevo 17 anni, insomma ecco sì, 17, quindi dico magari insomma, aspettiamo i 18 e poi mi presento. Dopo 2 giorni dopo aver compiuto 18 anni, questo intanto desiderio riecheggia sempre, mi presento, vado giù in sede, era un periodo insomma, finite le superiori, perché compio gli anni a maggio, quindi a giugno finite le superiori vado giù e mi accoglie insomma un volontario che faceva attività di centralino e mi dice la prima cosa in dialetto veneto: "Ghetto voglia de fare oppure no?" Questa è la prima domanda di accoglienza, e qui ho detto: io sono qua sì per fare qualcosa ovviamente, insomma per dare il mio contributo, ovviamente il mio percorso poi si sviluppa, su altre forme di studio, però insomma quando sono libero volentieri un contributo lo do." E da lì poi inizia il corso di accesso a settembre, quindi da giugno aspetto la chiamata, a un certo punto mentre ero in ferie coi miei genitori mi chiamano, dal centralino e mi dicono: "Guardi che tra 15 giorni parte il corso di arruolamento." E io volentieri metto in agenda questa cosa e poi mi presento. Da lì insomma, nel 2015 proprio parte il mio percorso come volontario di Croce Rossa Italiana, ecco. Percorso che non si è mai fermato, che ti ha portato a diventare anche istruttore e poi ovviamente presidente, quindi raccontaci meglio le successive tappe.
Amore a prima vista, insomma, ecco. Io a quel tempo suonavo l'organo, no, nelle tra i vari studi, insomma, che il conservatorio faceva parte un po' della mia formazione, fa tuttora parte, insomma, come percorso, e quindi mettevo qualche risparmio, no, suonando a qualche matrimonio, così. Quindi il primo desiderio è stato acquistarmi la mia divisa ufficialmente con i miei risparmi che avevo da parte, Certo, quindi che ancora custodisco, insomma, insomma, coperti nell'armadio. Quindi amore a prima vista parte con l'attività di centralino, quindi rimanevo lì, davo un contributo quello che riuscivo, poi ho fatto il corso per diventare soccorritore in ambulanza e ho fatto molti servizi in ambulanza. Sono anche diciamo, ho fatto qualche attività a Padova per specializzarmi un po' nel settore dell'urgenza e dell'emergenza medica e quindi con attività proprio di emergenza. E da lì poi scopro che trasmettere le informazioni che avevo appreso, era una mia dedizione, quindi decido di intraprendere il percorso per diventare istruttore e quindi trasmettere quello che ho imparato io, insomma, in maniera abbastanza semplice agli altri volontari e volontari. Frequento questo corso e mi trovo ad essere in realtà l'unico istruttore del comitato di Rovigo, perché non ce n'erano, infatti i corsi si facevano spostandosi la sera, insomma, nei comitati che ne organizzavano per specializzarsi un po' nelle varie attività. Quindi insomma decido di intraprendere questo percorso anche un po' per dare un aiuto al comitato. certo. Da lì organizzo io i percorsi formativi, incomincio a formare un po' i nuovi volontari, le volontarie, con i nuovi soccorritori e accresce questa passione per la formazione, quindi frequento altri corsi di specialità e quindi insomma divento, a quanto pare da quello che ho percepito, un punto di riferimento insomma, ecco. Nel 2019-2020 a febbraio, l'ex presidente termina il suo mandato e alcune volontarie e volontari mi chiedono: "Alberto, ti andrebbe di continuare te l'esperienza della presidenza?" Io ho detto: "Guarda, in questo momento ho 22 anni, magari insomma è un po' prestino, insomma non è una cosa che, propriamente mi attirava inizialmente, insomma ecco, a me piaceva la formazione, piace tuttora Certo. e lo faccio ancora, però ecco questa non è un'ambizione che mi ero preventivato insomma nel mio planning di vita." Però insomma questa richiesta è sempre più insistente. Nel frattempo c'era insomma un'altra persona che si voleva candidare, quindi, dico: "Vabbè insomma", però, vedo sempre che c'è questa spinta nel chiedermi di voler continuare. Quindi faccio 2 ragionamenti anche a casa, dico: "Ci sarebbe 'sta cosa che mi chiedono, cosa devo fare secondo voi?" E quindi alla fine decido insieme alla squadra del consiglio direttivo che allora e che in parte si è tramandata non completamente, ma in parte anche nel consiglio direttivo attuale, decido di dire: "Okay, prendo in mano questa cosa, però con un patto", insomma, ecco, ovviamente non firmato, ma scritto, che tutte le persone che mi spingono a fare questa cosa poi non mi abbandonino e mi sostengano, insomma, ecco, Certo. ovviamente nel percorso. E così è andato, insomma, ecco. Quindi, sapendo di non essere da solo nell'affrontare questa sfida, decido di intraprendere questo percorso. Nel 2020, quindi a febbraio, il 20 febbraio, vengo nominato presidente del comitato di Rovigo e, 2 giorni dopo, il 22 febbraio, mi ricordo che, insomma c'erano varie chiamate che arrivavano ai telefoni, una, dice: "Preparatevi perché c'è un'emergenza importante, probabilmente uno scenario, catastrofico, che è quello della pandemia del Covid-19." E io ho detto: "Va bene, insomma adesso ho capito qual è il mio ufficio, adesso vediamo di affrontare anche questa cosa." Nessuno aveva Ehm mai sentito parlare di pandemia fondamentalmente, no. nessuno aveva mai vissuta neanche. Ecco, in realtà questo e qua mi fa piacere insomma, ecco, parlare di Croce Rossa, perché nel 2018 in realtà, noi, partecipammo come volontari, come istruttori a vari tavoli, insomma, di lavoro e, il concetto di pandemia nel 2018 già Croce Rossa lo aveva affrontato ed è un motivo per il quale io mi sono risposto nel dire: "Perché la prima ambulanza che è andata a prendere il paziente, no, attraverso l'aeroporto era di Croce Rossa con la barra del biocontenimento?" Certo. Perché già nel 2018 si erano preventivate delle strategie operative, considerando anche il problema pandemico come una cosa da dover affrontare. Un possibile scenario, E certo. quindi questo piano strategico che noi abbiamo di 10 anni in 10 anni, che caratterizza Croce Rossa come struttura organizzativa, ci ha permesso di non cadere, insomma, impreparati davanti a questa pandemia e quindi "ha bisogno, rispondo", perché, insomma sì, si può fare, si raggiunge lo stesso l'obiettivo, ma a livello organizzativo si rimane un pochino indietro. Quindi invece avere un piano strategico e quindi "ha bisogno, rispondo", ma l'ho già preventivato, Certo. rispondo ovviamente meglio, nei tempi, ovviamente più veloci e sfruttando le risorse giuste. Ci fermiamo qualche istante, ridiamo la linea ad Andrea che è in regia e dopodiché rientriamo partendo proprio da qui, dall'importanza della formazione, della struttura di un effettivo intervento di Croce Rossa e poi anche ovviamente dei volontari, visto che li abbiamo citati. Certo.
E insomma c'eravamo lasciati pochi istanti fa con Alberto Indani proprio, parlando del Covid e dell'emergenza e del fatto che Croce Rossa fosse non solo sul pezzo, ma avesse addirittura anticipato e precorso i tempi, cercando di formare il personale per affrontare degli scenari che sembravano impossibili, ma che poi in realtà ci hanno veramente travolto e hanno sconvolto la vita di molte persone. Quindi voi nel 2019 eravate già pronti e quindi avete affrontato tutta la parte di emergenza Covid con estrema cognizione di causa. Esatto, diciamo che il nostro piano strategico del 2020 al 2030, che sono le strategie che hanno un po' anche sconvolto l'organizzazione di Croce Rossa nel 2020, quando esce questo l'effettivo insomma, ecco, programma strategico, pone, no, come primo obiettivo l'organizzazione. Certo. Al secondo punto invece scrive proprio volontari e volontari, quindi mette, l'organizzazione, quindi l'efficacia, che si attina attraverso, insomma, qualcuno che alla fine poi per le varie attività opera, quindi fa effettivamente qualcosa. Al terzo posto, dopo mi fermo perché sono 7, sono un po' lunghi, sono i principi e i valori. Quindi ecco, io quando ho letto insomma, e in qualche modo abbiamo anche partecipato attraverso dei sondaggi o comunque dei contributi nella scrittura di queste strategie, che non sono solo diciamo, per Rovigo, ma sono per tutta Italia e derivano da un programma strategico internazionale, quindi poi l'Italia ha scelto queste 7 parole per attuarlo. Ecco, alle prime basi abbiamo organizzazione, volontari e principi. E quindi io dico: "Perfetto, ci sono i presupposti per dire possiamo partire per affrontare a questo punto qualsiasi cosa." E così è stato, insomma, ecco, la possibilità di ragionare d'anticipo negli anni precedenti ci ha permesso di rispondere, ovviamente, sicuramente mai abbastanza perché le richieste sono arrivate dalla chi mi porta fuori il cane se Certo. sono chiuso in casa, a veramente la cosa più difficile, cioè la fornitura di farmaci salvavita attraverso un sistema che poi anche a livello, insomma domiciliare ha trovato delle difficoltà e delle carenze. Quindi insomma, grazie un pochino ad aver ragionato, aver analizzato i bisogni, nel frattempo insomma ci siamo un po' portati avanti e siamo riusciti a dare una risposta, importante. Difficile perché nel 2020 le attrezzature di Croce Rossa, almeno a Rovigo, e i mezzi, nonché anche le volontarie e i volontari erano veramente, ristrette insomma, Mh. parlo ad esempio dei mezzi e delle ambulanze, quella più recente era del 2016. Quindi già nel Caspita. 2020 l'ambulanza più recente aveva già 4 anni di vita e parecchi chilometri percorso, che ovviamente era quella più utilizzata per l'efficienza che aveva. Quindi ci siamo trovati un po' in difficoltà come consiglio direttivo a rispondere alle tante richieste, però insomma in qualche modo, ci si organizza, si sistema, si investono delle risorse economiche anche per la manutenzione straordinaria di alcuni mezzi, giusto per recuperarli. Il concetto è un'ambulanza non può uscire se non è ovviamente in regola con Mh-mh. tutti i presidi e le varie attività di revisione e quindi abbiamo fatto un grande investimento sulla manutenzione. Poi ci siamo guardati alla squadra che avevamo, 110 persone su carta, ma gli operativi come nel mondo del volontariato sono un pochino quelli, e quindi ho detto: "Okay, dobbiamo in qualche modo insomma, riattivarci." E da lì, ad esempio sempre sulla prima strategia l'organizzazione, sempre a livello nazionale sono nati i volontari temporanei, cioè Mh. qualcuno che temporaneamente diceva: "Io voglio dare una Ha mano a tempo e Croce Rossa." voglia. Il bello è che poi qualche volontario temporaneo è anche rimasto, insomma Certo. effettivo, alcuni dicono: "Basta, ritorno adatto a lavorare, non ce la faccio più", e quindi insomma però per un breve tempo ci ha dato un grandissimo contributo, aderendo quindi all'associazione di Croce Rossa. E quindi grazie un pochino a questa squadra di supporto momentanea, più i volontari che c'erano, più gli altri corsi che andavamo a organizzare per arruolare nuovi volontari e volontari, insomma ad oggi siamo arrivati proprio freschi freschi di questo weekend a 422 volontari attivi in tutta la provincia insomma. Vero. Abbiamo appena terminato il corso di formazione, ad esempio, e abbiamo 95 nuovi insomma volontari e volontari all'interno della nostra famiglia su tutta la provincia. Beh, complimenti, direi che insomma è anche merito di una grande opera che è stata fatta di divulgazione, di informazione e di presenza anche, perché più si vede qualcuno, più ci si appassiona e si cerca di capire qualcosa in più del suo mondo, no? Assolutamente, noi a livello nazionale stiamo combattendo con, la scarsa adesione, diciamo, al mondo del volontariato. È un problema ormai, sociale, Tanto diffuso, sì. e quindi Croce Rossa dice: "Io come faccio ad affrontarlo?" Ecco, non vorrei essere la mosca bianca, però lo dico per ora, diciamo quando organizzo un percorso formativo, almeno siamo partiti in 87 con la prima lezione, poi siamo rimasti, pian pianino, insomma, ecco, qualcuno capisce anche qual è la realtà di Croce Rossa, Certo. la struttura che ha e anche l'importanza di fare questo tipo di servizio, quindi ritara un po' l'idea che si era fatta o fatto. E quindi siamo rimasti insomma, ecco, in totale con un corso anche attivato nella provincia di nella città di Stienta, insomma, quindi abbiamo fatto sia Rovigo che Stienta parallelo e siamo riusciti ad avere un organico nuovo di 95 volontari e volontari che
stanno scalpitando, scrivono mail, "Qua quando Voglia di iniziamo, quando iniziare. facciamo?" Adesso pian pianino insomma vediamo dalla divisa a tutte le attività poi pratiche. Bellissimo. Quanto dura un corso di formazione da voi? Allora, in Croce Rossa il corso di formazione, intanto solo per dire sono volontario, bisogna fare un corso di accesso, che è una Mh-mh. delle poche, diciamo, realtà associative che come prerogativa per iscriversi dice: "Devi fare un corso di accesso". Certo, Questo corso non è niente di particolare, non ti abilita a essere un soccorritore, una soccorritrice o qualcuno di particolare, però ti abilita a ti fa capire che cosa vuol dire, diciamo aderire al movimento di Croce Rossa internazionale. Croce Rossa non è solamente Rovigo nazionale, o in tutto il mondo, certo. sono 192 società nazionali e quindi, gli stessi principi che sono i 7 principi, le colonne portanti, il codice etico, i nostri regolamenti vanno compresi e questo percorso un pochino serve per capire, ecco, la realtà che è Croce Rossa e quindi capire se la persona poi ha voglia di, svegliarsi la mattina e rispettare insomma, ecco, questi 7 principi. Oltre a questo poi trattiamo un po' di primo soccorso, giusto per sensibilizzare la popolazione in materia di primo soccorso, quindi insomma è un corso tradizionale, quello che si fa anche nelle aziende, però con titolo informativo, quindi in sostanza dura 1 mesetto. Mh. Il martedì e il giovedì sono i giorni fortunati di Croce Rossa e quindi dalle 21 alle 23, ma ogni martedì e ogni giovedì sappiamo che le volontarie e i volontari si formano su vari aspetti. Insomma, ecco, chi vuole, provare ad accedere, su questo noi organizziamo un corso all'anno circa, ad ottobre, per poi terminare come adesso a metà novembre, quindi 1 mesetto e mezzo, e c'è un periodo di non di prova, non vogliamo provare Non c'è una nessuno prova, insomma, ecco, però certo. di Di conoscenza della rodaggio realtà, diciamo. esatto, di Croce Rossa e capire magari nel futuro il volontario che cosa vuole fare, perché Certo. poi da lì partono tutti i percorsi diciamo di che noi chiamiamo di secondo livello, ma di specialità insomma, se vogliamo dirlo. È Quali sono? un po' modello scout, no, Infa e i corsi di specialità sono vanno dalla realtà della sanità, dal sociale ad esempio, dalle emergenze, dalla cooperazione internazionale, quindi tanti profili anche che sia per studio personale o per passione anche hanno desiderio di conoscere tutto il mondo internazionale, sono dei percorsi dedicati. Chi vuole invece svilupparsi sull'attività dei giovani, quindi ci sono anche molte attività legate a una fascia di età che, diciamo viene svolta proprio dall'età dai 14 anni ai 32, quindi ragazzi che programmano attività e che poi rivolgono agli stessi ragazzi che hanno la stessa età insomma, ecco, quindi c'è anche questo percorso. Quindi se qualcuno ha piacere di dire: Vorrei diventare soccorritore, guidare l'ambulanza", ecco, purtroppo si fa 1 anno di studio perché dura 1 annetto il Beh, ma è nostro anche percorso giusto che sia formativo, così. giusto, e quindi si fa un percorso che abilita al trasporto sanitario e soccorso in ambulanza. Ecco. Poi c'è il settore emergenza, un corso per diventare operatore d'emergenza, che sono quelli che montano le tende, i pali della luce quando magari cadono, insomma tutte quelle attività legate al settore della protezione civile, e poi la parte del sociale. La parte del sociale che su cui magari, insomma, se sei d'accordo spenderei 2 parole sulla nostra provincia e sulle attività che facciamo. E allora se sei d'accordo ci fermiamo un attimo e dopodiché ne parliamo in Volentieri. maniera più profusa appena abbiamo uno slot un pochino più lungo là lì nella regia. Ed eccoci quindi rientrati in onda con l'eccellente di questa puntata che è Alberto Indani, presidente della Croce Rossa di Rovigo, e stavamo parlando pochi istanti fa del mondo del sociale, quindi dell'attenzione al sociale di Croce Rossa, ovvero? Ecco, Croce Rossa Italiana Comitato di Rovigo ha un'unità operativa sociale, molto attiva, ecco. Abbiamo delle persone che hanno addirittura fatto dei corsi di formazione interni per poter, operare in questo settore. Andiamo nel concreto, quindi cosa vuol dire fare sociale per Croce Rossa? È un sociale molto operativo, molto attivo. Noi abbiamo in totale 250 famiglie che vengono seguite dalla nostra unità operativa. Sono 250 famiglie censite, registrate, che aderiscono quindi insomma un po' al nostro desiderio di aiuto. Queste famiglie sono non solo seguite consegnando loro un pacco ogni 15 giorni, proprio entriamo nel concreto, sono 3 pacchi, di 3 categorie diverse in base al nucleo familiare, come è composto, la necessità, quindi abbiamo la possibilità di personalizzare il pacco spesa che noi consegniamo a queste persone, sia attraverso la nostra sede, sia anche con le consegne a domicilio, qualora ci siano delle difficoltà che ovviamente, sono registrate, quindi diciamo è prevista la consegna a domicilio. Sono pacchi personalizzati in base alla religione, in base a eventuali intolleranze, allergie, quindi mirati per evitare lo spreco o eventualmente proprio la rivendita anche del prodotto stesso, qualora magari non possa interessare. E vengono diciamo questi prodotti derivanti dalle raccolte alimentari che noi facciamo nei supermercati della nostra città, da siamo andati appunto il Conad è per noi un punto di riferimento importante, piuttosto che l'Alipel, l'Espar, insomma comunque tutte le raccolte, insomma alimentari mirate, e anche il progetto, Carrello della spesa sospesa, insomma, Certo. ecco, sempre in alcuni supermercati, in centro storico qua vicino a noi abbiamo ad esempio l'Orba, dei supermercati in cui
le persone possono comprare e lasciare lì, diciamo dei prodotti che poi noi raccogliamo e distribuiamo poi alle persone. E altri invece aiuti umanitari arrivano da un progetto invece europeo al cui il Comitato di Rovigo ha aderito e quindi riusciamo ad avere dei fondi per, poter insomma ecco arrivare. Questo è l'obiettivo, è proprio diciamo cercare di dare un aiuto, non per sostituirci alla persona, ma per ridarle autonomia. Quindi è un Certo, processo che è seguito dallo sportello sociale, quindi dal nostro ente sociale, quindi non vogliamo essere un cordone ombelicale, questo è il nostro obiettivo, ma è: ti do una mano e ti do una mano anche per cercare di riabilitarti. Questo è un po' l'obiettivo che ha Croce Rossa sulla persona e sulla famiglia che assiste. Quindi non è una cosa mirata a dare un principio di sussidiarietà, quindi mi sostituisco io certo. dove non ci sei, ma vorrei riabilitarti. Insomma, ecco, questo è il nostro principio. Ci fermiamo ancora qualche istante, grazie Alberto. Grazie. E quindi approfondiamo proprio il tema dello sportello di aiuto di Croce Rossa. Mh-mh. E diciamo che oltre alla parte sociale che ha questo obiettivo, l'altro diciamo investimento che il Comitato di Rovigo diciamo sta effettuando nell'ultimo periodo è un intervento di organizzazione e di ampliamento delle risorse e dei mezzi sul settore dell'emergenza. Croce Rossa Italiana in campo nazionale, insomma, e internazionale ha delle attrezzature importanti e, ha delle anche convenzioni con lo Stato per rispondere in caso di calamità, in Emilia Romagna piuttosto che in altre zone del nostro territorio, interviene insomma in maniera pronta a livello proprio di risorse, mirate ovviamente alla necessità. Questo è frutto di un'organizzazione, verticale, quindi nazionale, regionale e locale, e un'analisi dei bisogni che parte dal comitato locale e che poi di conseguenza si dirama, proprio per attivare quella rete di aiuti e di risorse che prevede Croce Rossa. Su questo ovviamente implica dei tempi tecnici di intervento, insomma ecco, per poter diciamo operare nell'immediato, e quindi il nostro obiettivo come comitato è arrivare a un tempo di impiego il quanto più veloce possibile. Secondo le linee guida, no, per le emergenze, noi quando facciamo i corsi per la popolazione diciamo: davanti a una catastrofe proprio, sapete che dovete essere autonomi per 24 ore, massimo 48. Quindi insomma 24 ore senza avere una casa dove andare, senza mangiare, senza bere, insomma per le Potente, persone normali magari è certo. fattibile, okay, in parte istinto di sopravvivenza, ma per una persona anziana, disabile Sì. e tutte le cose che possiamo inserire, insomma diventano tante. L'obiettivo di Rovigo qual è? È attivare nel territorio un presidio quanto più operativo possibile al Mh, fine di ridurre queste 24 ore. mh. Avere un tempo insomma ecco, legato alla necessità di arrivo dei volontari delle volontarie in sede, quindi il cambio di visa e poi partire però con dei mezzi che sono a disposizione. Gli ultimi interventi pratici li abbiamo visti, insomma, raccontati sempre dalla stampa, che ringraziamo anche per la sensibilità che ha insomma, nel testimoniare la nostra attività, svolta solamente da volontari e volontari, non c'è personale dipendente, che limita proprio il proprio tempo per dedicarlo al mondo del volontariato e quindi al servizio delle persone. Detto questo, insomma, quindi c'è uno sviluppo importante sulla parte, ad esempio, dell'emergenza idrogeologica, quindi l'acquisto di motopompe, l'acquisto di attrezzature, proprio per supportare tutte quelle organizzazioni che già svolgono questa attività e quindi dare un contributo per annientare, insomma, ecco, queste 24 ore di tempo di attesa. Meraviglioso. Grazie Alberto, ci fermiamo ancora qualche istante, poi ritorniamo in onda per parlare ancora del mondo di Croce Rossa. Grazie. E rientriamo quindi in onda un'altra volta. Abbiamo iniziato la seconda ora in compagnia di Alberto Indani della Croce Rossa, dove stiamo affettivamente affrontando una serie di tematiche. Ci hai raccontato tantissime attività che Croce Rossa Rovigo svolge e tantissime, ovviamente tutte a beneficio della società. Ma come fate a finanziarle tutte, così tante? Ecco, un problema di Croce Rossa è che questo nome importante, no, fa sì che magari giustamente le persone, quindi le cittadine e i cittadini, coinvolgano il Croce Rossa come prima risposta, diciamo, e come quasi un bene pubblico, no, anche le nostre strategie, i nostri documenti dicono: Croce Rossa è percepita come un bene pubblico. Verissimo, insomma, ecco, e deve essere così perché lo è stato dal 1864 quando è nata fino ad oggi, e speriamo insomma che continui ad esserlo. La difficoltà qual è però? È che la nostra forma giuridica è comunque, un'associazione, quindi non c'è una forza di dipendenza dallo Stato attraverso convenzioni o contributi in materie di questo tipo. Quindi un comitato magari virtuoso, come quelli della nostra regione, che sono dei comitati, distribuiti in maniera insomma proporzionale in base al territorio, vive principalmente delle attività che svolge, quindi dei servizi che eroga, che hanno quindi di conseguenza un costo per ovviamente non andare in perdita, quindi non so, un rimborso chilometrico, un rimborso in base alla sosta, ma principalmente questo non ci permette diciamo di avere fonti di guadagno per poter reinvestire queste cose su, diciamo delle altre attrezzature, importanti come gli obiettivi a livello del sociale, a livello dell'emergenza.
Quindi ci siamo detto questo: come facciamo a dire: oggi compriamo una motopompa, domani compriamo un'attrezzatura nuova? Ecco, principalmente grazie alle donazioni. Ad oggi, no, la nostra, fonte diciamo di entrata principale sono, le donazioni. Di recente abbiamo avuto, insomma in questi giorni, insomma, una donazione importante per una nuova ambulanza. L'anno precedente, un gesto che io ho ancora a parlarne mi emoziona, in cui Confindustria Veneto Est ha accettato un po' la nostra lettera di richiesta, e tante piccole aziende, piccole e medie aziende, insomma anche alcune importanti, hanno dato un contributo, quello che giustamente riuscivano, per arrivare ad una cifra importante per acquistare una nuova ambulanza. Ecco, quindi nel 2023 l'ambulanza più recente era sempre del 2016, quindi capendo questo bisogno i chilometri andavano avanti, gli anni pure, siamo riusciti ad avere un nuovo mezzo. E stessa cosa è nata proprio quando ho parlato appunto con il Lions Club di Rovigo, che è una realtà molto attiva e insomma, aderisce anche con i suoi principi ai principi di Croce Rossa. C'è anche una collaborazione a livello regionale con loro, quindi abbiamo fatto un po' frutto di tavoli di lavoro in cui abbiamo lavorato insieme, e io ho presentato questa necessità, ho detto: "Sì, è vero, abbiamo avuto una nuova ambulanza, però ne abbiamo 7 in totale e non sono 7 nuovissime, quindi insomma, qualcuna deve essere Certo, ovviamente demolita". E quindi insomma, ecco, dopo 1 anno e mezzo di ricerca, di progetti e di, diciamo, anche organizzazione di questa attività, è nata questa ambulanza inaugurata sabato 16 novembre, che è un'ambulanza di biocontenimento, un'ambulanza che, permette quindi il trasporto in sicurezza per gli operatori, quindi per le volontarie e i certo. volontari, in sicurezza insomma di una persona che è affetta appunto da una malattia infettiva. Questo è un esempio insomma, ecco, di tutto questo, ma in realtà poi, l'azienda Buzzoni SRL, con cui abbiamo parlato, che costruisce, no, mobili per l'arredo, e ringrazio sempre insomma, ecco, tutta la realtà aziendale, ci ha donato, insomma un contributo per poter acquistare un gazebo, che non è un gazebo da fiere eccetera, ma Certo, è un gazebo particolare sia per materiali che per struttura, che è impiegato in caso di, assistenza per le prime, diciamo, necessità, per le prime ore di assistenza in caso ci sia una maxi emergenza. Quindi ha un pavimento, ha dei teli, ha un impianto di illuminazione, ha delle barelle all'interno, quindi insomma è già pronto, attrezzato per un piccolo ospedale da campo da 6 posti letto. certo. Quindi questo è un altro obiettivo che mancava nella nostra provincia, e siamo riusciti un pochino, grazie a questa azienda, a raggiungere questo obiettivo. Le donazioni poi sono da quelle più grandi, da quelle che ci permettono di acquistare, diciamo così, i vari di varie attrezzature nuove, a magari quelle più piccoline, qualcuno che ci sostiene con i 50, 100 € banalmente, ma che ci permettono di, non so, pagare le bollette per la cella frigo, pagare magari 1 chilo di pasta in Certo. più ad ogni singola persona che assistiamo, e quindi insomma in base alla capacità che abbiamo, diciamo, di ricevere donazioni, riusciamo un pochino ad aumentare il nostro aiuto. Il nostro aiuto, che poi il donatore magari, speriamo mai per carità, ma se Esatto. riusciamo a acquistare una No, motopompa e poi magari liberiamo anche la casa dall'acqua, insomma giusto, secondo me certamente. è contento 2 volte, Avete detto me ripagato 2 volte esatto, il suo sforzo, il suo sacrificio, anche perché immagino che, insomma, uno dei valori fondanti di Croce Rossa sia proprio la cooperazione e la collaborazione tra assolutamente. persone, popolazioni, professionisti, insomma questo grande lavoro di rete di cui ci riempiamo tutti la bocca, ma poi si fa un po' fatica a fare, voi effettivamente lo mettete a terra e lo mettete in pratica. E lo mettete in pratica anche con i più giovani, con i giovanissimi, addirittura coi Certo, bambini, perché c'è anche per loro, c'è un bel progetto che li vede partecipi e che in un certo senso forse sarebbe piaciuto anche a te. Se fosse assolutamente, ecco. stato Averlo saputo sarei entrato sicuramente prima dei 18 anni, quindi giusto perché, insomma un po' le nostre ascoltatrici e ascoltatori lo sappiano, in Croce Rossa può entrare un giovane dai 14 anni, e noi ad oggi abbiamo il primo giovane, insomma anzi il secondo, il primo giovane che è entrato insomma a 14 anni proprio questo fine settimana. meraviglioso. E i genitori hanno chiesto: "Ma io cosa posso fare? Cosa può Esatto. fare mio figlio?" "Che non si preoccupi, perché le attività ce ne sono, infinite." Ad esempio? Cosa Ad fanno i esempio, giovanissimi? noi abbiamo proprio dei progetti dedicati, ovviamente anche per fascia d'età, non so, ai ragazzi giovani, si sviluppano moltissimo sulla sicurezza stradale, Mh, quindi tutto ciò che riguarda, al di là della segnaletica, no, che conosciamo quella per i bambini proprio, sicurezza stradale intesa come prevenzione sull'utilizzo dello stupefacenti e le sostanze alcoliche. certo, Quindi banalmente tramite i ragazzi giovani riusciamo ad andare nelle discoteche. Riusciamo a consegnare ad esempio degli alcotest salivari, quindi che ognuno di si può fare, possiamo fare degli alcotest proprio per, diciamo sensibilizzare, su quanto hanno bevuto, ma soprattutto riusciamo a simulare attraverso degli occhiali anche lo stato di ebbrezza, quindi fargli capire mh, esattamente,
Cosa vuol dire camminare nel momento in cui si ha un tasso alcolemico, raggiunto insomma, ecco, sui 2 piuttosto che i 3, quindi capire quale potrebbe essere l'alterazione fisica e quali sono anche le conseguenze. Quindi attività che studiano ragazzi giovani, dedicate poi ai giovani. Quindi c'è un trasferimento di competenze, l'ho creata e te la trasmetto anche. Quindi è sicuramente molto più efficace fatta magari da una persona un po' più anziana senza nulla togliere, che non è magari in linea con anche il ovviamente. modo semplice di comunicare tra di loro. Questo ha avuto molta efficacia e è una cosa che speriamo si attivi anche presto, in tutti quanti i comitati. Alcuni comitati sono partiti in forma sperimentale con il progetto 8-13, quindi poter entrare in Croce Rossa già dagli 8 anni. Mh-mh. E questo ci permette quindi di avere una facilità nel poter collaborare con le scuole, quindi con il primo istituto di formazione e la possibilità quindi di creare, una sensibilità verso il mondo di Croce Rossa, quindi magari arruolare altre persone, ma soprattutto sviluppare principi, valori e quella è l'etica un po' del volontario, del volontariato organizzato, del volontariato che ancora si basa sui principi che sono umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza e tutti quelli insomma quei principi che un po' Croce Rossa porta avanti. Anche perché poi insomma responsabilizzare un ragazzo giovane significa far sì che questo porti avanti questi valori anche nella sua vita e quindi diventi un adulto migliore e aiuti anche poi altri adulti a diventare migliori, no? Assolutamente, questo è un po' il nostro obiettivo. Abbiamo avuto 3 casi quest'anno del ragazzo che viene in Croce Rossa per fare il volontario e porta avanti poi i genitori, quindi mamma e papà che si Bellissimo. iscrivono e dicono: "È così bello, vi vedo così sorridenti, così accoglienti, con le vostre divise, insomma, che accogliete le persone", fa: "Ci provo anch'io, darò quello che riesco a dare, non è un problema". La filosofia di Croce Certo. Rossa non c'è un'attività fisica da dover dire: "Devo essere in Croce Rossa ogni giorno oppure ogni 2 giorni". Quello che riesci a dare, se è solamente anche 3 ore alla settimana, ecco, hanno il valore di chi magari lì tutti quanti i giorni, perché lui magari se lo può permettere o lei. Ecco, se riusciamo a dare queste 3 ore per Croce Rossa è già un valore importante per quella persona. Grazie mille Alberto, ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo e magari parliamo anche un pochino di te per conoscerti un po' di più. Grazie a voi. Insomma, Alberto Indani, il nostro eccellente di oggi e con lui ovviamente tutto il mondo di Croce Rossa, che l'abbiamo detto festeggia i 160 anni e c'è stato anche un momento molto importante a settembre, proprio in una delle ville più importanti, più famose del nostro Polesine, villa storica Villa Badoer, c'è stata una cerimonia di celebrazione di questo Sì. importante traguardo di Croce Rossa che ha permesso anche di mettere uno scudo blu, che però lascio raccontare a te, Mh. perché è una storia molto bella. Sì, appunto quest'anno, festeggiamo a livello nazionale il nostro anniversario, 160 anni di storia di uomini e donne di volontari e volontari di Croce Rossa, che tutto il giorno, insomma, ecco, quotidianamente mettono a loro servizio, la disponibilità, insomma, ecco, del loro tempo per la popolazione. Abbiamo deciso di prenderci un momento per fare un po' il punto della situazione e quindi ritornare un po' a quei principi e un po' a quei valori, che significano essere volontari e volontari. E quindi insomma con il team organizzazione e sviluppo della nostra unità operativa abbiamo detto: "Ma cosa possiamo fare, cosa possiamo fare?" E un po' ci siamo ispirati a quello che hanno fatto anche altri corpi delle forze armate, piuttosto che altre realtà, quindi abbiamo deciso di fare un concerto. Un concerto che ha, voluto diciamo anche un po' per a livello affettivo, coinvolgere l'Orchestra dei Fiati del Conservatorio Francesco Venezia di Rovigo, ha voluto coinvolgere una villa storica nel nostro territorio, quindi un patrimonio culturale che è Villa Badoer a Fratta Polesine, dove noi comunque abbiamo una sede anche operativa, quindi come di Rovigo ha una sede principale a Rovigo, ma anche altre sedi periferiche a Fratta Polesine, Lendinare e Astienta. E quindi abbiamo deciso di, diciamo, arrivare in questo luogo un po' perché della provincia come proprietà e abbiamo detto: "Noi abbiamo un carattere a livello provinciale, quindi scegliamo un luogo che rappresenti un po' tutta la provincia di Rovigo". E abbiamo pensato a questo concerto un po' per celebrare questo traguardo, un po' per festeggiare con i volontari e ovviamente anche le persone, gli ospiti che sono stati, invitati insomma ecco in questo momento. È stato un momento anche di raccolta fondi, quindi durante insomma il concerto è stato lanciato questa raccolta fondi che sta portando i suoi frutti per l'acquisto di un mezzo per trasporto disabili, quindi ecco noi abbiamo tantissimi volontari, ma abbiamo un mezzo un po' storico insomma ecco, che ormai ci sta lasciando, quindi dobbiamo un attimino cambiare anche questo tipo di Certo. attrezzatura. E contestualmente abbiamo, diciamo, aderito anche alla campagna che Croce Rossa a livello nazionale sta portando avanti, che ha un titolo molto bello, cioè il futuro, ha una storia e cerchiamo di coltivarla, no, questo è un pochino, Meraviglia. l'obiettivo di questa campagna e quindi prevede, entro il 2025 la scelta di alcuni beni culturali importanti, dove appunto è possibile, diciamo, applicare questo scudo blu, che non è una cosa di Croce Rossa, è una cosa proprio prevista dalla Convenzione dell'Aia Certo. nel '54
E questo scudo blu è proprio un rappresenta, soprattutto in un contesto, internazionale un po' critico in questo momento, rappresenta un segno di speranza. Cioè noi applicando questo scudo blu, quindi facendo tutte quante le pratiche amministrative necessarie, si decide di proteggere quel bene culturale già in tempo di pace, in vista di un eventuale, speriamo mai, però conflitto armato. Cioè quel bene culturale deve essere preservato, non può essere utilizzato come ricovero militare, piuttosto certo, che come rifugio o banalmente non può essere bombardato. Quindi diciamo questo scudo blu vuole un po' proteggere la cultura del nostro territorio, a proteggere ciò che, qualcuno ha costruito e noi vogliamo continuare ad oggi a preservare questa storia. Ecco che quindi questo è il secondo scudo blu, in realtà ne abbiamo messo uno a Pier Sombertiano mh, e, sabato 16 novembre invece ne abbiamo applicato uno alla nostra storica, rotonda, insomma, ecco, quindi il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, anche per preservare, insomma, questo tipo di bene culturale. certo, Quindi abbiamo deciso di festeggiare i 160 anni in questo modo, con un concerto il sabato sera e anche con una festa la domenica mattina, una festa in realtà più che una festa, una gara proprio di primo soccorso, dove tutte le squadre del Veneto di Croce Rossa hanno gareggiato nella nostra città, dove c'erano delle prove simulate, erano 9 prove di simulazione, e do i volontari intervenivano non facendo un soccorso avanzato con l'ambulanza, eccetera, ma facendo un primo soccorso proprio base, come fosse una persona normale. Abbiamo deciso di farla in piazza, in un luogo isolato, proprio per coinvolgere le persone, purtroppo il tempo non ci ha assistito, però insomma vabbè, per coinvolgere le persone al concetto di primo soccorso. Chiunque può essere un primo soccorritore e avere certo, diciamo una parte attiva certo. nell'assistere una persona, e questo era un pochino un messaggio. Quindi abbiamo avuto modo di celebrare, questo anniversario così. Abbiamo organizzato anche in Corso del Popolo un villaggio di Croce Rossa dove c'erano tutte le specialità, così che le persone non capiscano solo che Croce Rossa è ambulanza e basta, ma c'era il sociale, c'era la clownterapia, c'era la parte del soccorso a piste, c'era la parte dei soccorsi speciali, le radio, i droni, i cinofoni, insomma tutti un po' i nostri campi di intervento che sono infiniti, e quindi chiunque voglia entrare con una specialità, anche banalmente chi ha la passione dei droni o della fotografia, trova posto ecco in Croce Rossa. Meraviglioso. Alberto, io ho ancora milioni di domande da farti, cerco di Vai, sintetizzarne e arrivo a ci 2 proviamo. proprio proprio a piombo. La prima è relativa a Natale, visto che comunque ci stiamo avvicinando a Natale. Croce Rossa ha delle attività in serbo per la nostra provincia? Assolutamente sì, noi adesso partiamo a breve, nei prossimi giorni, una campagna di raccolta fondi sempre, in collaborazione con Lidl. Noi abbiamo dei panettoni a disposizione che possono essere acquistati da chiunque, insomma, quindi i nostri banchetti, poi basta seguire i nostri canali Facebook, Instagram e il nostro sito, dove insomma sono sempre aggiornati su tutte le nostre attività, oppure banalmente ci può trovare davanti a Libraccio, dove ormai è una storica collaborazione con questa realtà, impachettiamo poi i libri in regalo, nella speranza che anche il libro ritorni a essere un oggetto conosciuto Esatto. da tante persone, e oltre che quello anche a vendere i nostri panettoni. Quindi queste sono un po' le nostre attività, e speriamo che appena riusciamo insomma a sistemare tutte le cose, vorremmo organizzare un corso di istruzione delle viarie in età pediatrica, quindi un po' per i neogenitori, per i nonni o per chi è interessato, in centro a Rovigo per il Natale organizzare questo tipo di evento nella sala della Gran Guardia, proprio per sensibilizzare anche su questo tema, creare una serata insomma di 2 ore e mezzo circa, con un tema alternativo e anche utile. L'altra domanda invece è relativa a te, Sì, appunto, quindi abbiamo detto che, tutti quanti coloro che lavorano in Croce Rossa sono volontari, sì, quindi nella maggior parte dei casi, a meno che non ci siano appunto molto giovani oppure pensionati, hanno un altro lavoro. esatto. Tu incluso, quindi nonostante il Sì. grandissimo impegno in Croce Rossa, tu hai un'attività che esula da quello che fai poi come volontario di Croce Rossa, nonché presidente ovviamente. Esatto, quindi quando devo pensare penso sempre: sono un volontario, quindi è vero che son presidente, però insomma, anch'io diciamo ho le mie attività Certo. principali che mi permettono di mantenermi giustamente, ecco, Eh banalmente, a beh, parte la chiaro. battuta. Diciamo che ecco, io ero in Croce Rossa e nel periodo di studi insomma termina, insomma, dopo una specie di esperienza, quasi un gioco con degli amici, caricano il mio curriculum, ecco, lo dico un po' così, su un sito che è il sito delle Ferrovie dello Stato, dove poi io approdo fisicamente, dove Incredibile. attualmente lavoro, sì. Quindi per scherzo è nato poi effettivamente un lavoro serio. Quindi ad oggi, ecco, lavoro a Padova, e saluto anche i miei colleghi che lavorano al posto mio in questo momento, perché insomma c'è anche questo da dire nelle varie attività. Grazie per averci liberato Esatto. Alberto. Quindi lavoro come quadro aziendale, come figura, insomma ricopro il ruolo di specialista impianti e servizi, che significa, all'interno dell'unità circolazione di Padova di RFI, quindi significa che noi gestiamo da Portogruaro, insomma, come territorio fino a Polesella, quindi il bello anche di lavorare con un territorio che appunto conosco e condivido a livello personale, e quindi
diciamo che banalmente, ecco, per farla chiara, se c'è un treno in ritardo, se c'è un treno che sosta a Sant'Elena delle ore per in attesa di un treno un po' più veloce che passa, è colpa insomma è colpa nostra. Ecco, banalmente questo è. Quindi quando sono dei ritardi dovuti a dei guasti è un pochino colpa nostra, quindi ci addossiamo un po' la parte di chi gestisce l'infrastruttura. Non facile. Ecco, questo è un po' il sì, dove lavoro, un lavoro insomma che mi impegna da lunedì al venerdì, ovviamente i weekend sono, non a casa, ma in Croce In Rossa, Croce Rossa ovviamente, ovviamente. passati a Sappiamo sempre dove sistemare trovarti esatto, praticamente. sabato e domenica sono lì. Grazie Alberto, ci fermiamo qualche istante, poi saluti finali con la domanda conclusiva. Se volete conoscere la risposta di Alberto rimanete con noi. Ultimi secondi purtroppo in compagnia del presidente di Croce Rossa Rovigo, che ringrazio davvero ancora una volta per averci fatto conoscere meglio questo mondo incredibile che secondo me dovrebbe essere appannaggio di tutti, cioè tutti dovrebbero fare almeno un piccolo periodo della loro vita all'interno di un ente come Croce Rossa, addirittura in Croce Rossa Rovigo, perché le cose da fare sono tante e poi si scoprono delle attività e delle possibilità davvero incredibili. Come sempre io vi ricordo che potete riascoltare questa puntata la domenica dalle 8 alle 10 oppure poi continuare a rivederla sia sui nostri canali social che all'interno del nostro podcast ascoltabile sia sul sito che attraverso l'app di Delta Radio. Quindi adesso arriviamo all'ultima domanda finale, Alberto, tieniti. La domanda è: se tu fossi un supereroe, ammesso che voi di fatto lo siete già supereroi perché siete incredibili, sempre presenti e sempre attivi, che supereroe vorresti essere? Poi quando mi hai detto della domanda ero un attimino agitato perché ho detto: "Oddio adesso insomma sono abbastanza organizzato, Scusami che preparato". È facile rispondere in realtà, va quindi mi è andata bene. bene. Adesso io sulla mia scrivania in ufficio in Croce Rossa, è quello del lavoro adesso un po' più formale, Sì? al lavoro c'ho la tazza di Croce Rossa, in ufficio in Croce Rossa invece ho un supereroe che per me è Capitan America. Oh, che meraviglia. Per me è Capitan America, quindi il significato di Capitan America, no, cioè questo ragazzo mingherlino, un po' mi rappresenta anche a parte gli scherzi, mingherlino che attraverso un processo scientifico, di studi, eccetera, comunque va a potenziare non solo la parte fisica, ma la parte emotiva di relazione e d'aiuto. Certo. E questo per me è un po' il mio monito, cioè l'obiettivo attraverso e grazie a Croce Rossa, ma non solo, insomma anche nella mia vita personale e lavorativa, l'obiettivo di cercare di aumentare sempre in me, ma anche cercare di trasmettere agli altri, diciamo tutti i principi buoni. Ecco, Capitan America è stato scelto perché fondamentalmente era buono ed cercava di aiutare una persona in difficoltà. Ecco questo è un po' il mio monito e un po' la passione per Capitan America e anche come obiettivo fisico diciamo, possiamo anche puntare a quello lì dai, mettiamola così. Grazie Alberto, grazie mille anche per questa battuta finale di conclusione, quindi eccellenti termina davvero qui. Noi ci riascoltiamo giovedì prossimo e a voi buon lavoro. Grazie.